Olimpiadi invernali, il CONI ha portato oggi a Losanna solo la candidatura Milano-Cortina, ma Malagò lascia ancora aperto uno spiraglio. Il CIO ufficializzerà le candidature ad ottobre. Luca Zaia rivolge un ultimo appello a Torino ed auspica che anche il governo riveda la posizione e collabori per finanziare i giochi, ma il Movimento 5 Stelle gela le speranze: se Cortina e Milano vogliono i giochi, se li paghino. L'esplosione di un incendio a San Martino Buonalbergo, in fiamme un palazzo che ospita anche 26 migranti, ferito un passante, evacuate 50 persone, indagini sulle cause del rogo. Al via Mestre il processo d'appello per l'omicidio di Isabella Noventa, in aula bunker a Mestre i fratelli Sorgato, l'ex marito di Isabella, freddi ed impenetrabili. Al vaglio a Venezia il nuovo regolamento per combattere il turismo cafone, presto potrebbe essere anche vietato sedersi o sdraiarsi a terra ed è polemica. La protesta di commercianti e residenti del centro storico di Padova contro il prolungamento della ZTL, oggi presentate 1000 firme in attesa che il sindaco incontri i cittadini. Appuntamento con lo sport e la programmazione di Antenna 3, anche stasera la nostra prima serata sarà dedicata al grande calcio della Champions League. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano ancora la candidatura italiana per le Olimpiadi invernali del 2026. Il CONI ha portato oggi a Losanna solo la candidatura di Milano e Cortina, ma Malagò lascia ancora aperto uno spiraglio. Intanto anche il governatore del Veneto Luca Zaia lancia un ultimo appello a Torino ed auspica che anche il governo cambi la sua posizione, ma il Movimento 5 Stelle gela le speranze. Sentiamo. Dopo la bufera si va avanti, malgrado tutto. È una candidatura a due, Milano e Cortina, quella che il CONI ha portato oggi a Losanna in rappresentanza dell'Italia per le Olimpiadi invernali del 2026, dopo che Torino si è sfilata rifiutando di partecipare alla partita a 3. Imboscata, manovra politica per recuperare i fondi destinati ai giochi e dirottarli magari sul reddito di cittadinanza, tant'è. Per quanto riguarda lo Stato e il governo abbiamo fatto le cose in modo coscienzioso, serio e su un principio di lealtà, quindi non abbiamo rimpianti, nel senso che abbiamo fatto tutto il massimo possibile, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Il Movimento 5 Stelle si smarca, scagionando dalla responsabilità del fallimento della candidatura a 3 la sindaca di Torino, Chiara Appendino, e puntando il dito contro il sindaco di Milano, Sala. Nel frattempo il presidente del Comitato Olimpico Giovanni Malagò lascia aperto uno spiraglio e confida nei tempi supplementari. Un appello alla sindaca di Torino arriva anche dal governatore del Veneto Zaia. Io sono un inguaribile ottimista, penso che la soluzione del tridente sia ancora oggi la migliore. Invito tutti a ripensarci, anche perché abbiamo chiuso un bel dossier e ovviamente a livello internazionale hanno già riconosciuto la possibilità di far firmare i 3 sindaci, cosa unica. Ma da Torino la sindaca gela ogni speranza. L'errore di fondo è stato provare a costruire una candidatura a 3, dice, e a gelare ulteriormente le speranze ci pensano i capogruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato in una nota. Se Milano e Cortina vogliono farle dovranno trovare da sole le risorse, riprendendo quanto affermato ieri da Di Maio. Sono tanti soldi perché sono 600 milioni che devono trovare le eventuali 2 candidate, cioè Milano con Cortina. Ma dall'altro voglio anche ricordare che se non si fanno le Olimpiadi si perdono 980 milioni di euro, che sono esattamente i finanziamenti del CIO. Per cui direi che dobbiamo fare le Olimpiadi e poi invito ovviamente il CONI a sostenerci e anche il governo a rivedere questa posizione. Io dico che abbiamo modo di pianificare un intervento in 8 anni, abbiamo modo di parlare con gli interlocutori territoriali, con i grandi sponsor, insomma, tipo modello Expo. Abbiamo visto che comunque si può fare aggregazione. Del resto noi abbiamo un dossier e una proposta di gare che è unica. Vi ricordo che nel nostro dossier a 3 Cortina porta a casa tutto lo sci alpino, il bob, lo skeleton e lo slittino, che vuol dire visibilità internazionale. La cronaca con lo spaventoso incendio divampato nella notte in una palazzina che ospita anche 26 migranti a San Martino Buonalbergo nel Veronese, 50 le persone evacuate, una persona rimasta ferita. Sentiamo. Sono distrutti, non c'è niente, a 6 mesi ho buttato giù tutto.
Un boato nella notte e poi le fiamme altissime che in breve dal piano terra dello stabile hanno divorato il palazzo. Paura a San Martino Buonalbergo alle porte di Verona, violentissima l'esplosione. Un uomo che stava passeggiando con il cane sul lato opposto della strada è rimasto ferito, colpito da frammenti di vetro e ferro, distrutte anche alcune auto. Si è visto ste fiamme che a un certo punto da niente a un bel baffone che saliva alto e quindi insomma un attimo ci si allerta. Ecco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile, del quale ora si sta valutando l'agibilità. 25 gli appartamenti evacuati, 6 dei quali affittati da una cooperativa che gestisce l'accoglienza, sono occupati da 24 migranti. Indagini sulle cause del rogo. L'incendio è partito qui dal punto vendita e adesso stiamo valutando, appunto, sempre a seguito di queste campionature che vengono fatte, quale potrebbe essere stata la causa. Al momento tutte le ipotesi sono aperte, dall'incidente al dolo, anche se il sindaco del paese tende ad escludere si tratti di un attentato legato alla presenza dei migranti. I richiedenti asilo non hanno mai avuto situazioni particolari nei nostri confronti, anzi è sempre andato tutto molto bene, tutto tranquillo. È chiaro che è uno scoppio avvenuto all'interno di un'identità privata, commerciale, dunque noi non associamo assolutamente, ho sentito anche la prefettura, non associamo assolutamente le due cose. In tutto sono una cinquantina le persone rimaste senza un tetto. I migranti sono già stati trasferiti in altra struttura. Per le famiglie del posto il comune si è attivato per trovare una soluzione in attesa di capire che ne sarà del palazzo. Noi stiamo lavorando soprattutto però sulla riprotezione delle famiglie con minori. Grave incidente in A4 e pesanti disagi alla viabilità. L'autostrada è stata chiusa nel tratto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste a causa di un incidente accaduto verso le 13. Si è trattato di un tamponamento tra 6 mezzi pesanti. 2 le persone rimaste ferite, una in maniera grave è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale. Sul posto il 118, la polizia stradale, i vigili del fuoco e di soccorsi meccanici per trasportare 4 dei 6 camion coinvolti e liberare l'autostrada che nel pomeriggio è stata riaperta. Le ripercussioni sul traffico si sono protratte per tutto il pomeriggio. Ed ora la cronaca giudiziaria, prima udienza oggi in aula Bunker a Mestre nel processo d'appello per l'omicidio di Isabella Noventa. Sentiamo. Al via il processo d'appello per l'omicidio di Isabella Noventa. Nell'aula Bunker di Mestre il PM ha controbattuto alla tesi della difesa con una lunga requisitoria, tesa a smontare l'idea che l'omicidio non fosse stato premeditato e ha chiesto la conferma della condanna in primo grado per gli imputati. È una frase che ha colpito un po' tutti, sia quella iniziale con cui il procuratore generale ha detto ciascuno è schiavo praticamente di ciò che dice. Cosa vuol dire questo? Che ha messo in evidenza tutte quelle bugie, tutte quelle contraddizioni in quanto dichiarato soprattutto da Freddy Sorgato, in virtù della quale, mettendo in evidenza anche ovviamente la partecipazione e la corresponsabilità piena di Deborah Sorgato e poi anche di Manuela Cacco, appunto ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado in toto. I fratelli Sorgato sono stati condannati a 30 anni, a 16 invece la tabaccaia di Camponogara Manuela Cacco. La difesa di Deborah ha tentato di percorrere la strada del favoreggiamento, sostenendo che la donna non avrebbe preso parte all'omicidio, riferisce l'avvocato della famiglia Noventa Balduin. Tesi debole, conclude. In aula per tutto il giorno i fratelli Sorgato si sono dimostrati impassibili, come sempre. Sono scambiati un cenno di saluto ai due fratelli e poi, come al solito, freddi, impassibili di fronte a noi familiari della Noventa e ai giudici e a tutti quanti. Il solito atteggiamento irreprensibile che hanno loro, cioè proprio finalizzato a me ne frego di tutto. È una posizione di assoluta insensibilità, sono stati fermi, immobili nelle loro sedie tra i loro avvocati. Erano freddi come al solito, impenetrabili e addirittura con Deborah mi sembrava che mancasse un po' di rispetto verso la giuria dal momento che masticava una gomma. Questo mi fa pensare e ribadisco che non sono certo gli assassini dell'ultimo secondo, ma è gente che ha ben
pensato e ben studiato e l'omicidio e tutto quello che poi ne poteva derivare. Resta sempre più vana la speranza dei familiari di ritrovare il corpo di Isabella per poterle dare una degna sepoltura. E a questo punto sarà estremamente difficile poter ritrovare il corpo, perché se è vero che lo hanno messo in acqua, potrebbe anche essere stato totalmente distrutto da allora ad oggi, quindi direi che è una possibilità quanto mai remota ormai. Dovevano dirlo subito con maggiore chiarezza e quindi sarebbe stato anche forse nell'interesse di Freddy Sorgato, però non hanno voluto dire una parola in più di quella che avevano detto allora. La prossima udienza sarà martedì 25 settembre. Il centro storico a Venezia ora, dove a fronte di una invasione di turisti sempre più eclatante, il Comune sta varando un nuovo regolamento per combattere il cosiddetto turismo cafone. Ce lo spiega l'assessore alla sicurezza Giorgio Dest. Sentiamo. Venezia è sempre più blindata contro cafoni maleducati e sbandati, con multe dai 50 ai 500 euro e daspo urbano per chi da fine ottobre e inizio novembre venisse pizzicato a sedersi a terra sui masegni o sul sagrato della chiesa, ad esempio. Vietando appunto alle persone di poter sostare in luoghi tipo le rive piuttosto che sugli scalini della chiesa, insomma quelle situazioni che ovviamente soprattutto vanno anche a creare, anche nelle zone dei ponti ad esempio, l'intralcio, la viabilità. Questo oltretutto va a intaccare anche quello che è l'aspetto del decoro, un qualche cosa che dobbiamo assolutamente tutelare. E con questo lavoro che si sta facendo unitamente a tutte le parti interessate del Consiglio Comunale, che dovranno poi approvare, stiamo cercando di affinare questo articolo molto importante. L'articolo in questione è il numero 35, quello che riguarda il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana in Laguna. Oltre al bivaccare, vieta altresì di sdraiarsi o semplicemente sedersi sul selciato o ai gradini dei monumenti, oltre che di usare le panchine come aree picnic. Perché alcune volte succede di avere a che fare con persone molto prepotenti anche, perché no, in taluni casi forse anche un po' violenti. E allora che cosa diamo ai nostri agenti di polizia? Dobbiamo dare un modo di poter incidere sul problema con effetto sanzionatorio. Ecco, sentiamo quindi il servizio. Ecco, evidentemente c'è qualche problema. Il servizio in questione è quello appunto relativo al caso del tuffo ai Buranelli di cui vi parlavo. Vediamolo. Treviso è divisa sulla decisione da prendere sul caso dei ragazzi responsabili della bravata di inizio settembre, quando le telecamere comunali hanno immortalato ai Buranelli il tuffo in acqua di un ragazzo completamente nudo, sotto gli occhi divertiti dei 3 amici con cui aveva trascorso la serata. In tanti avevano invocato una punizione esemplare per quello sfregio alla città, ma non sono tutti a pensarla così. No, secondo me un po' di punizione ci vorrebbe. Un lavoro intorno che se si fa tipo pulizie e robe così, anche pulire le robe in fume che le persone buttano, plastica. Evitando la denuncia, la pena esemplare, la multa. Sì, penso di sì. Un po' di lavoro non uccide nessuno, vero? Qualche pazzia a volte da giovani la fanno, no? Bisogna perdonarli, dai. Allora ha ragione il sindaco, magari gli si deve andare incontro. Ma il sindaco fa bene ad andare incontro, sono giovani, i giovani si va sempre incontro perché i giovani non rappresentano un problema, i giovani sono la speranza.
Nel frattempo il sindaco Mario Conte non cambia idea ed auspica che da parte di quei ragazzi, a quanto pare già individuati dalle forze dell'ordine, ci sia un gesto di pentimento prima che i vigili bussino alla loro porta per dare loro la possibilità di evitare conseguenze penali. Essendo atti osceni in luogo pubblico rischiano addirittura una sanzione di 5.000 euro, quindi io credo che sia importante per loro presentarsi al comando della Polizia Municipale e insieme capire quali sono le soluzioni migliori. L'obiettivo nostro non è certo quello di far cassa, ma far capire che atteggiamenti come questi non possono essere tollerati e magari insieme potremo trovare una soluzione anche per creare un percorso alternativo alla sanzione. E c'è un aggiornamento, un'ultima ora relativamente alla presentazione della candidatura delle Olimpiadi invernali. Abbiamo lavorato molto dalle 9 del mattino alle 18 per la candidatura Milano-Cortina. Ci saranno delle sorprese, lo ha detto pochi istanti fa all'ANSA il vice sindaco di Cortina d'Ampezzo Luigi Alverà al termine dell'incontro con il CIO a Losanna appunto per la presentazione della candidatura italiana alle Olimpiadi del 2026 dopo lo stop deciso da Torino. Il vice sindaco Alverà non vuole aggiungere altro, limitandosi a dire che all'incontro il presidente del CIO Thomas Bach è passato per un saluto. Su come ridistribuire dal punto di vista organizzativo le discipline che sarebbero spettate a Torino, Alverà, senza entrare nel dettaglio, ha ribadito appunto che ci saranno delle sorprese. Vedremo naturalmente, vi aggiorneremo se ci saranno delle novità. E proseguiamo con le notizie dalla provincia di Treviso. Torniamo a parlare della questione del ponte di Vidor. Il ponte va restaurato, non si discute, anche il governatore del Veneto è intervenuto sulla questione, sulla diatriba tra la provincia e il Ministero. Sentiamo. Ponte di Vidor, dopo che il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato alla provincia che deve arrangiarsi con fondi propri a metterlo in sicurezza, e la replica in cirillico del presidente Marcon che non sa più in che lingua spiegare il problema, si mobilitano i consigli comunali del comprensorio per chiedere con un'apposita delibera la manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto, imprescindibile, come ribadisce oggi anche il governatore Zaia. Io ho parlato in più occasioni con ANAS, l'assessore De Berti sta seguendo la partita anche in queste ore, è a Roma. Ho scritto ad ANAS per avviare una campagna di monitoraggi proprio a sostegno dell'istanza del Presidente Marcon della provincia, una campagna di monitoraggi con dei sensori. Io penso che quel ponte è un ponte, ma non è solo un ponte, è un'opera monumentale, un monumento nazionale al pari del Colosseo e di altre realtà, debba essere restaurato. L'associazione Nuovo Ponte di Vidor, presieduta dall'esponente PD Anna Spinnato, dà un altro ordine di priorità. Io credo che sia prioritario costruire il nuovo ponte di Vidor prima di mettere mano a una chiusura di quello vecchio, insomma, perché ci sono dei nodi importanti da sciogliere. Perché con il nuovo ponte tutti i problemi verrebbero risolti. Io dico che è necessario non litigare più tra istituzioni. Da qui l'idea lanciata dall'associazione al sindaco di Vidor Albino Cordiali di convocare un tavolo di confronto tra interlocutori che oggi sembrano distanti, provincia, regione e ministero. Va da sé che la spesa di 52 milioni di euro necessaria per risolvere l'intero problema viario di quella fascia di territorio strategica per la Marca e il Veneto, trovandosi nel cuore delle colline del Prosecco, non può sobbarcarsela solo l'ente di Sant'Artemio. Anche Roma deve fare la sua parte. Sono sicura, conclude Spinnato, che alla fine con il dialogo e la collaborazione riusciremo finalmente a raggiungere l'obiettivo della realizzazione del nuovo ponte, proprio perché è una necessità reale e urgente e i cittadini non possono più aspettare. Fa discutere la partecipazione di una maestra di Arzignano al reality Temptation Island VIP, dura presa di posizione dell'assessore regionale Elena Donazzan. Sentiamo.
o si fa l'insegnante con tutto, anche le rinunce anche rispetto ai propri costumi, oppure si va a fare la velina. Sono due scelte assolutamente legittime, ma non possono essere compatibili. È dura la presa di posizione dell'assessore Elena Donazzan, che non usa mezzi termini nel commentare la partecipazione di Emma Dalla Benetta, la maestra 29enne di Arzignano, alla trasmissione Temptation Island VIP, andata in onda con la prima puntata ieri sera su Canale 5. Trovo quantomeno immorale, a parte generare un mondo di guardoni sui fatti più privati, più intimi, ma quest'idea della tentatrice o del tentatore, del mettere in discussione una coppia, mi sa tanto di volgarità più che di un qualsiasi messaggio educativo, e qui torno a dire che un insegnante non può partecipare a una cosa del genere. Un ruolo, quello della tentatrice, squallido e incompatibile con la professione, continua decisa la Donazzan, mentre la maestra di inglese replica l'assessore dichiarando: non penso che l'essermi mostrata in costume mi renda meno competente o professionale a scuola, potrei addirittura essere un esempio positivo per il fatto che cerco di tenermi in forma e in salute. Chiediamo ai ragazzi di comportarsi in un certo modo, di venire abbigliati in un certo modo, di comportarsi anche fuori dall'ambito della scuola in un certo modo. Ora lo chiediamo ai ragazzi, e il messaggio invece è che per questo insegnante si può fare di tutto, anche andare in una reality dal dubbio gusto e dalla dubbia moralità, perché questo è credo ineccepibile. E Donazzan si rivolge anche al preside della scuola e ci va giù pesante anche con lei. Qualche tempo or sono gli insegnanti erano chiamati a giurare, sono chiamati a rispettare un codice etico, un codice di comportamento. Dove è finito questo? Chiederò alla preside, che pareva nei commenti di oggi essere molto tranquilla rispetto al fatto che è del tutto normale che accada così. La prossima volta che un fatto accadrà in quella scuola, di un'offesa a un insegnante o di battute sessiste, chiederò a quella preside che provvedimenti intende porre in essere, perché oggi non li ha posti. Una polemica certamente destinata a non placarsi, dato che la trasmissione è appena partita. Pubblicità, ora ci vediamo tra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto Sicurezza a Bassano. Nel quartiere di Angarano sono tornati i nomadi. Ecco le foto scattate da un nostro telespettatore. Vuole restare anonimo per paura di ritorsioni da parte dei nomadi che occupano il parcheggio del cimitero di Angarano. In mattinata questa la situazione. 4 camper parcheggiati, sacchetti dell'immondizia abbandonati e una carriola di rifiuti raccolti dal personale di servizio. Il nostro telespettatore ha detto di aver visto intervenire una pattuglia della polizia locale di prima mattina e la scena è stata quasi surreale. Gli agenti sono stati affrontati verbalmente da una signora che aveva un fare molto aggressivo. Il comune, proprio in queste ore, ha deliberato l'acquisto di barriere per impedire ai camper di accedere al parcheggio. Perché non l'hanno fatto prima, si chiede la Lega, e perché soprattutto hanno minimizzato il problema. La denuncia l'avevamo fatta come Lega ancora 1 anno e mezzo fa, ci avevano detto che non c'erano anche lì problemi di sicurezza, che non c'era la presenza di nomadi, ma anzi erano dei camperisti, perché Bassano è una città turistica e quindi abbiamo i camperisti che vanno a soggiornare vicino al cimitero di Angarano. Sta di fatto che invece quelli sono dei nomadi stanziari, e a forza delle interrogazioni fatte dai consiglieri comunali di opposizione, ma anche dalla pressione mediatica, fortunatamente oggi l'amministrazione ha aperto gli occhi e verranno installate delle sbarre che permetteranno una maggiore sicurezza anche in quell'area delicata. Finco si dice poi preoccupato dalle parole dell'assessore Vernillo, che ieri ai nostri microfoni riguardo alle denunce dei commercianti sulla mancata sicurezza ad Angarano affermava: su questo bisogna che insieme e anche con le forze dell'ordine si faccia una riflessione se ci sono delle situazioni di particolare pericolosità. Al momento non mi risulta. Finco attacca. Posso capire da parte dell'amministratore che non bisogna creare né fare allarmismi, però i problemi vanno risolti e vanno affrontati. Se ci troviamo di fronte a dei commercianti che lamentano dei furti, che hanno vissuto delle situazioni particolari, penso sia dovere da parte dell'amministratore mettere in campo tutte quelle azioni necessarie per far sentire i cittadini sicuri. In questo caso gli abitanti, i commercianti hanno chiesto l'installazione di telecamere, insomma penso che siamo nelle prossimità del centro storico e un investimento del genere si può tranquillamente fare. La protesta di residenti e commercianti di Padova contro il prolungamento della ZTL, presentate oggi oltre 1000 firme. Sentiamo.
Noi speriamo che le 1000 firme, che poi non rappresentano 1000 persone ma rappresentano 1000 famiglie, con tutte le persone che vivono nella famiglia, quindi io penso sono almeno 3-4 mila persone, forse di più, che non sono assolutamente d'accordo di questa scelta di chiusura della città. È mezzogiorno quando foglia alla mano i cittadini protocollano in comune le 1000 firme raccolte in meno di 2 mesi contro il prolungamento della ZTL. Il primo atto formale, in attesa finalmente di una convocazione da parte del sindaco Giordani e del vice sindaco Lorenzoni in quello che si annuncia un confronto acceso. Un provvedimento che cittadini e commercianti non digeriscono e le storie sono le più varie. C'è il pizzaiolo che faceva ogni sera 50 pizze per asporto e da 2 mesi non ne fa più. Ci sono anziani chiusi in casa, ci sono residenti come la signora che vive dietro il Duomo. Non posso far venire nessuno a casa mia in nessun giorno della settimana, nessuna ora del giorno. Non posso farmi venire nemmeno a prendere, quindi se devo uscire da sola. Io veramente non mi sento assolutamente quasi in prigione a casa mia. Residenti e commercianti denunciano un drastico calo di presenza in tutto il centro. Ogni giorno che passa meno gente viene a Padova, perché è una città scomoda, è una città che non ti accoglie bene. Io penso che prima di prendere questi provvedimenti sarebbe il caso di studiare altre realtà, non come si fa di solito confrontandoci con città del nord Europa che sono città ben più grandi dove ci sono più spazi. La raccolta firme continua, nessuno ha intenzione di mollare. Oltre a continuare la raccolta delle firme con dei presidi che voglio ricordare sono dislocati in tutto il centro storico, e su questo voglio ringraziare i commercianti che si sono adoperati e messi a disposizione. Su questo io voglio dire, su questa battaglia siamo pronti ad alzare le barricate perché riteniamo che sia una misura totalmente sbagliata, profondamente ingiusta. Il grande calcio su Antenna 3, la Champions League torna in TV anche questa sera qui studio, a voi stadio, l'attesissimo programma storico, coinvolgente, appuntamento di informazione sportiva, arriva in prima serata su Antenna 3. Anche oggi, dopo 20:10, l'edizione flash del TG del Veneto, il miglior calcio europeo torna in televisione con i commenti delle partite, le emozioni, l'entusiasmo dei tifosi e le immancabili polemiche. In studio tantissimi ospiti con cronaca e commenti dei più importanti avvenimenti calcistici della settimana, un appuntamento che ci accompagnerà ogni martedì e mercoledì per tutta la stagione. Poi ancora un'occhiata alla nostra programmazione perché torna anche stasera 20:10, ospite in studio di Ferdinando Avarino Gian Lorenzo Marinese, presidente della società che si occupa di accoglienza dei migranti nella Marca Trevigiana. Ed è tutto per questa edizione, come sempre in chiusura, un'occhiata alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo, giornata ampiamente soleggiata quella odierna grazie a una pressione atmosferica in deciso aumento, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la giornata sarà caratterizzata da un cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, senza particolari disturbi da segnalare. Farà ancora abbastanza caldo su tutta la regione. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste. Le minime saranno comprese tra 16 e 19 gradi. I valori massimi saranno invece oscillanti tra 27 e 31 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Bel tempo con tanto sole anche su questa regione, con qualche nube in più a carattere sparso nel pomeriggio sul Triestino, ma senza ulteriori conseguenze. Andiamo a vedere anche le temperature previste in aumento. Le minime saranno comprese tra 17 e 19 gradi. Le temperature massime invece oscilleranno tra 29 e 31 gradi. Vediamo infine anche la situazione del Trentino Alto Adige. Ampio soleggiamento su tutti i settori con cielo sereno o al massimo velato. Non sono previsti fenomeni. Diamo uno sguardo alle temperature previste. Le minime risulteranno comprese tra i 15 e i 16 gradi. Le massime invece saranno oscillanti tra i 29 e i 32 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.